Buonasera, nuova puntata dell'Analisi, benvenuti a tutti e benvenuto anche al nostro ospite di oggi che è il presidente dell'autorità portuale del Nord Sardegna, Paolo Piro. Buonasera. Buonasera. Paolo Piro che lascerà a luglio l'autorità portuale dopo tanti anni, è entrato nel 2005 chiudendo la gestione commissariale di Daniello e dunque direi che è il momento di fare un bilancio e partirei dalle cose positive. Il risultato più importante raggiunto qual è stato? Beh, i risultati sono diversi. Quello che le piace di più, quello che le sta più a cuore? Ma prima di tutto aver fatto cambiare faccia al porto di Olbia e di Golfaranci dal punto di vista delle infrastrutture, perché veramente ne avevano bisogno. In meno di 3 anni abbiamo realizzato ad Olbia 3 nuovi moli, 2 da 275 metri che saranno quelli destinati al traffico crocieristico e il molo 9 è destinato sempre al traffico crocieristico, però per le imbarcazioni sui 190-200 metri. Insomma. E poi sono stati anche tanti lati positivi, il trend è positivo sul traffico sino al 2010, la collaborazione con enti sia a livello nazionale che a livello internazionale, la soddisfazione che molti collaboratori, una struttura giovane che assieme a me ha voluto confrontarsi e accettare il guanto di sfida nei confronti di un mondo che onestamente per noi era una grande incognita. Poi la grande novità dal 2008 è Porto Torres, un porto con 1000 problemi, ma con 1000 problemi anche in fase di risoluzione. Queste sono le positività che io ritengo di poter portare nei miei ricordi. Insomma. E invece il più grande rammarico? Quello è un rospo che ho. E purtroppo il ritardo burocratico delle pratiche legate al piano regolatore di Olbia di Golfaranci. Purtroppo forse un errore di gioventù è stato quello di unire i due porti, sia Olbia che Golfaranci, nell'approvazione da parte degli enti pubblici, da parte anche del comitato portuale. Però tanti problemi di carattere burocratico, alcuni dei quali addirittura di faccia interpretazione, qualcuno anche contra legge, è veramente quello che mi manca per aver potuto chiudere il mandato con una certa soddisfazione. Ricordiamoci una cosa importante, il porto di Olbia è un porto che sta invecchiando, ha bisogno di strutture nuove, ha bisogno di fondali nuovi, andiamo incontro a nuovi traffici con volumi di navi sempre più grandi, che hanno bisogno di più spazi, che hanno bisogno di maggiori profondità. Posso solo dire che 10 giorni fa era a Civitavecchia e il mio collega con molta guarda abbiamo appaltato dei puntili per 160 milioni di euro proprio con nonchalance. Noi siamo invece lì che stiamo lavorando per cercare di addolcire i fondali, perché purtroppo le leggi impongono che non si possono fare i dragaggi e siamo veramente... Questo è il più grande dispiacere. Poi una contraddizione. Porto Torres, che è arrivato nel 2008, nel 2011 abbiamo adottato le linee guida assieme all'amministrazione comunale, quasi quasi va in conferenza prima dei porti di Olbia e di Golfaranci. Questo è un grande dispiacere. A me da cittadino di Olbia... Qualcuno che rema contro su questi? No, nessuna polemica. Sono problemi di carattere burocratico. Si sono verificati dei tempi lunghi, perché ad esempio il comune di Olbia, la precedente amministrazione, perciò non sto a muovere accuse a nessuno, l'ha tenuto per 2 anni nel cassetto, così come un po' il comune di Golfaranci. Se magari avessimo avuto i pareri favorevoli prima, si sarebbe potuto fare diverse cose, anche perché all'interno del comitato dei tecnici c'erano pagati dall'ente autorità portuale 2 rappresentanti del comune di Golfaranci e di Olbia per poter studiare passo su passo con le amministrazioni di competenza i progetti. Senta, come sono stati i rapporti con la Regione in questi anni? Con la Regione purtroppo Cagliari è lontano. Cagliari è lontano non solo dal punto di vista chilometrico ma anche da tanti altri problemi. Ci sono stati dei problemi, però siamo riusciti ad andare avanti anche senza l'aiuto della Regione. Basti solo dire insomma, che il porto di Olbia dal 2000, da quando è stata istituita l'autorità portuale, ad oggi
di soldi pubblici regionali non ha avuto un centesimo. Neanche una lira? Neppure un centesimo. Nonostante incontri, promesse, sollecitazioni, progetti presentati, tutto quello che noi stiamo facendo su Olbia e su Golfarancia lo stiamo facendo con fondi propri. Gli altri porti hanno avuto finanziamenti regionali? Se ho citato solo Olbia, sì, dei miei solo Olbia non ha avuto un centesimo. Senta, è già partita la corsa alla sua successione, cosa pensa dei nomi che vengono fatti? Ma è prematuro, perché anche voi giornalisti, insomma, su questo avete le vostre prerogative, però onestamente ancora nulla si è mosso. Qualche nomina c'è? Sì, qualche nomina su giornale è comparsa, qualche indiscrezione, però ancora la procedura il Ministero non l'ha iniziata. Ma serve più un tecnico o un politico? Bah, ci vorrebbero le due figure fatte insieme, perché giustamente se io non avessi avuto un'esperienza di vita politica di fronte al mio carattere molte volte irruento, insomma avrei andato a sbattere contro certi muri, invece con un po' di diplomazia si riesce a fare tutto. Senta, tra le note negative, anche se ovviamente non è imputabile a voi come autorità portuale, c'è la perdita consistente del volume di traffico che riguarda in particolare Olbia. Qualcuno sta cercando di correre ai ripari realizzando delle flotte private, è il caso di un gruppo nutrito di imprenditori alberghieri e turistici sardi. Funzionerà secondo lei questo tipo di iniziativa? Serve? Ma il calo di traffici che Olbia ha ricevuto negli ultimi 2 anni, il porto di Olbia è il maggior porto della Sardegna, insomma, oltre 4.800.000 passeggeri sino al 2010. Rispetto al 2010 i 3 porti hanno perso oltre 2 milioni di passeggeri. Che sono tanti. Sono tanti. Beh, il discorso l'ho fatto molte volte, insomma, presente, è un po' la crisi globale. Ma questo tipo di iniziative secondo lei possono contribuire? Ma l'iniziativa sì, un'iniziativa intelligente che io ho incoraggiato, abbiamo avuto diversi incontri in autorità portuali, gli ho dato anche delle dritte come operare. Purché sia una cosa che continui nel tempo, non l'esempio della flotta sarda, insomma, che 2 anni, una volta su Porto Torres, una volta su Golfarancia, 2 volte su di Olbia, però onestamente chi deve programmare le vacanze vuole avere la certezza di sapere. Positivo adesso, non voglio fare pubblicità, non citerò, però qualche compagnia di navigazione sta facendo veramente delle grandi operazioni di marketing, di promozione per la Sardegna. E so che dalle iscrizioni, so che rispetto allo scorso anno, alle prenotazioni dello scorso anno è attestato intorno al 12% in più. E questo è importante. Aspettiamo questi risultati, perché altrimenti l'anno 2013 sarà ancora un anno ancora più negativo del 2012 o del 2011. Il dato positivo invece è quello riguardante le crociere. Olbia sembra finalmente aver messo un tassello, diciamo, importante nel mercato crocieristico, c'è anche il progetto di farlo diventare un vero e proprio home port, cioè un punto di partenza per le crociere. Ma la domanda è questa: il territorio, secondo lei, è pronto a accogliere questo tipo di turismo ed è pronto a sfruttarlo economicamente? Dunque, è un mercato importante, quel mercato delle crociere. Olbia è al 6° posto in Italia come movimento di passeggeri, e non è Paolo Pillo che dice, lui c'è una grande rivista internazionale. Il territorio finalmente ha capito quello di Olbia e devo fare i complimenti all'amministrazione comunale, al consorzio centro città di Olbia, che veramente dall'anno scorso hanno capito come va coccolato il turista crocierista, non solo il turista crocierista, ma anche tutti i turisti vanno trattati bene. Ma l'esempio eclatante è stato da Porto Torres 3 anni fa, dove io ho visto personalmente di domenica con 4 navi da crociera che i negozi rimanevano aperti anche durante l'ora del pranzo. E allora, in modo provocatorio, ho lanciato la sfida ai miei amici di Olbia, agli amministratori di Olbia, e finalmente è stato accettato. Bisognerebbe ancora un pochino rodare questo meccanismo, perché le navi da crociera arrivano alle 8:30 del mattino e la domenica della Carniva alle 10:15 i negozi erano ancora chiusi e i crocieristi si sono ammassati per seguire la funzione religiosa nella chiesa di San Paolo. Infatti
Il business in quell'ora di chiusura dei negozi l'ha fatto il sacerdote della parrocchia di San Paolo con le offerte di questi ospiti. E lui pubblicamente Don Sarta li ha ringraziati della loro visita ad Olbia. È una spigolatura, anche questo. Nessuna malizia, nessuna polemica. Il territorio deve crescere, ma non il territorio Olbia, il territorio sardo, la Sardegna. E qui la polemica con la regione ormai da diversi anni che deve studiare una legge sul turismo, che oggi non esiste. Non esiste una legge che incentiva il turismo. Dobbiamo favorire e proteggere e coccolare questa gente, non rapinarla. Va bene finanziare i fuochi di Sant'Antonio, va bene finanziare il carnevale di questo o di quella città, ma noi dobbiamo portare gente da fuori. Dobbiamo andare nelle fiere. A Miami, nel mese di marzo scorso, a fianco al nostro stand c'era lo stand della Calabria. Stenteranno a crederle quello che sto per dire adesso. Per 2 giorni il governatore della Calabria è rimasto allo stand a ricevere promoter, a ricevere tour operator, a ricevere rappresentanti di compagnie crocieristiche. E questo è significativo. Il governatore è rimasto 2 giorni nello stand, a fianco al nostro. Invece io e il mio collega di Cagliari, per Giorgio Massida, ci guardavamo così meravigliati di questo pellegrinaggio che c'era nei confronti di questo stand. Ci vorrebbe più supporto. Ci vuole più supporto, ma supporto di presenza, perché la Sardegna ha tante cose belle da vendere. L'ultima nave crocierista l'anno scorso, oggi è arrivata il 17 di dicembre, quando perché giustamente non potevamo portarli sulle spiagge, sono tornati dal Nuorese entusiasti. Ho detto, questa è la Sardegna che noi non conoscevamo. Senta, un'ultima cosa, credo che il tempo stia per scadere, chiedo lumi alla regia perché ho avuto un problemino qua col timer. Qual è stata la parte più difficile di questa sua lunga esperienza all'autorità portuale? Il momento che ricorda particolarmente? Ma forse il momento più difficile sarà quello che è quando lascerò l'incarico, perché veramente devo dire che grazie alla struttura di ragazzi giovani e motivati non ci sono stati momenti difficili, anche momenti difficili siamo riusciti insieme, facendo squadra, a superarli. Veramente il plauso soprattutto loro. Abbiamo fatto un gioco di squadra e questo è merito dei ragazzi, dei miei collaboratori, che sicuramente chi prenderà le redini alla presidenza dell'autorità portuale troverà un organico di gente motivata al servizio della comunità dei 3 porti. Lascia in eredità tante cose, abbiamo pochi secondi, il terminal crociere che sta per sorgere, che sarà insomma, un altro gioiello del porto di Olbia, e poi lo accennava lei il piano regolatore che è destinato a restare un libro dei sogni a meno che qualcuno non prenda a cuore il porto di Olbia e il Golfo Aranci sia a livello locale che a livello regionale, perché sono le stoppaie che stanno bloccando il piano. Grazie per aver partecipato all'analisi Paolo Piro e in bocca al lupo per quello che farà anche dopo questa sua esperienza alla Port Authority. Grazie per aver partecipato all'analisi, noi ci sentiamo domani, ci sarà ospite qui il direttore amministrativo della ASL di Olbia, Giorgio Tidore, che si è dimesso, lo avremo qua ospite. Quindi buonasera e appuntamento a domani.